Parliamo di questo incontro oggi qui al Tribunale di Agrigento, tante le tematiche trattate, molto importanti e di grande attualità. Sono tematiche fondamentali intanto per l'economia, perché sono i contratti bancari elementi portanti dell'economia nazionale che erodono, quando vengono ovviamente utilizzati dalle banche in maniera impropria e inadeguata, erodono miliardi di euro. Pensiamo ai strumenti finanziari, ai bond argentini, pensiamo alle criticità dei mutui fondiari che spesso colpiscono le famiglie nel bene più prezioso che è quello della casa, dell'abitazione. Quindi il presidio che avvocati e consulenti tecnici contabili devono approntare è proprio finalizzato a tutelare questi interessi fondamentali che sono riconosciuti anche a livello di normativa comunitaria, di carta costituzionale, e lo stimolo che noi studiosi dobbiamo portare nelle aule giudiziarie è proprio quello di spostare gli assetti degli interessi contrapposti utenti bancari e banche verso una equiparazione tra le due componenti e una tutela sempre di chi ha, torno a ripetere, una maggiore debolezza contrattuale e quindi sicuramente il cliente bancario. Ecco, un interessante convegno oggi dove mette in luce le criticità anche e spesso le famiglie, le difficoltà che hanno nei confronti degli istituti bancari che chiaramente sono più forti. Ecco, ora le faccio una domanda: il cittadino come può difendersi dalla sovranità degli istituti bancari? Ci sono degli strumenti appositi per la tutela del cittadino, che rimane sempre la parte debole nei rapporti con l'intermediario bancario. Soprattutto abbiamo una larga diffusione di prevaricazioni nel settore del quinto cedibile, come anche quella del prestiti personali. Il cittadino può ricorrere all'arbitro bancario e finanziario istituito presso la Banca d'Italia, soprattutto nei finanziamenti erogati ai cittadini per l'acquisto dell'abitazione o per l'acquisto dell'automobile o per l'acquisto di altri mezzi, e a volte i tassi di interessi sono esageratamente elevati, sono tassi di interessi che rasentono le soglie di usura. Sono praticati degli interessi composti che sono contrari alle disposizioni dell'ordinamento, che crea delle apposite tutele a tutela appunto del cittadino inesperto. Un interessante confronto oggi per tematiche di grandissima attualità che vedono il cittadino spesso sofferente nei confronti dello strapotere bancario, e quindi diciamo voi consulenti, in un certo senso avvocati, cercate di difendere il cittadino, ma si può difendere il cittadino? Allora, la materia è molto complessa, le tematiche sono tante. Oggi noi assistiamo ad un'evoluzione giurisprudenziale e legislativa diciamo molto toccante, che ha aperto dei tavoli tecnici e delle discussioni. Abbiamo una giurisprudenza alternata, perché da un lato vi è una protezione per gli istituti di credito, dall'altro lato si tende pure a tutelare il cittadino nel parte debole del rapporto contrattuale e conseguentemente il lavoro che sta alle spalle di queste problematiche è molto tecnico. Diciamo che il legislatore con gli ultimi interventi, soprattutto in materia di trasparenza bancaria, ha permesso di cristallizzare i rapporti e di creare quell'equilibrio processuale che permettesse alle parti del processo, quindi da un lato le banche e dall'altro lato degli utenti, di fare valere le proprie ragioni. Oggi questo evento, organizzato congiuntamente da AIGA, ASSOCTU e ADUSBEF, aveva proprio la finalità di evidenziare la problematica relativa ai contratti bancari e soprattutto l'evoluzione della giurisprudenza nell'ultimo triennio. Infatti abbiamo cercato di creare un tavolo tecnico con interessi contrapposti e bilanciati e soprattutto assicurandoci la partecipazione di giudici e arbitri bancari che potessero meglio spiegare quali fossero i risvolti processuali e i nuovi indirizzi della Cassazione.